Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi partiamo così, in movimento. Siamo sull'Alpe Adria, a Ciclabile, a Trevigiano. Andiamo a farci un bel giro sull'Arlecchino Trail. È uno dei trail più belli che ci sono qua in Friuli. Lunghissimo e molto vario. Poi sfruttiamo questa bella giornata d'autunno. Il tempo dovrebbe aprirsi del tutto e non esserci più neanche una nuvola. E adesso ci facciamo la risalita a Val Bartolo, quindi vediamo un po' di bei scorci. Sarà lunghetta, merita sempre. Andiamo. Dopo aver passato gli scorci più belli a Val Bartolo, approfitto di questo piano per ringraziarvi. Come un anno fa, proprio da qua, un anno fa vi ringraziavo per i 100 iscritti. Adesso abbiamo abbondantemente superato i 500. Spero che continuiate a seguirmi. Come sempre, come dicono quelli bravi, lasciatemi un like, magari un commento. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Adesso abbiamo la vallata, poi abbiamo 700 metri di slivello da fare ancora. È lunga. 700 metri di dislivello fatti, mancano 200 ancora, siamo quasi in cima. Adesso oltretutto inizierà a aprirsi a vegetazione, come qua, sempre di più, e avremo sempre più scorci e panorami a vedere. Controluce, purtroppo le montagne si vedranno pochissimo. Arrivati, e adesso approfittiamo del bunker, ci saliamo sopra. Facciamo una meritata pausa pranzo con vista. Ottimo, pausa fatta, mangiato. Adesso ripartiremo. Quel trail qua che entra nel bosco, scusate il dito, e con questa vista che scomparirà purtroppo nel bosco, non si vedrà più, ma tanta roba. Ok, Maica comincia e si va. Whee! Adesso c'è un po' di sali e scendi fino alla vera partenza dei trail. Figata, che figata. La parte è tutta così ghiaiosa, un po' di radici. Quel sasso lì non era il massimo. Ok, canaloni, gradoni, eccoci qua, punto panoramico. Wow, prima parte del sentiero fatta. Adesso ci sarebbero due opzioni:
Una è fare un pezzo di forestale che ci porta fino alla seconda parte del sentiero, ma sono 150 metri di dislivello su forestale inutili. E pensavo di provare qua dietro, c'è quel sentierino lì, va un pezzo, poi si incontra con un altro forestale che ci potrà portare fino di nuovo all'Arlecchino, se no andrebbe giù fino a Val Bartolo, ma non vale la pena, meglio fare la seconda parte dell'Arlecchino. E adesso proviamo questo qua, dovrebbe essere abbastanza incazzatino. Questo tra i Pulcinella, tra i Fox è segnato nero. Questa la partenza è un po' incasinata più che altro perché è stretta, bisogna stare attenti coi pedali. E fin qua tutto normale. Bisogna stare attenti a ste radici che ti portano a valle in un attimo. Porca merda, ho preso un ceppo col piede. Dai, questo pezzo è un pelo più largo, almeno il sentiero ha un po' più di possibilità di manovra. Bello. Adesso non perdiamoci l'incrocio con la strada che dobbiamo prendere. Uno, non pensavo ci fosse così tanto da risalire dopo un pezzettino di Pulcinella. Due, questa è una rottura di coglioni. Devo trovare una via alternativa, penso qua in mezzo. Dobbiamo essere quasi arrivati alla forestale che ci riporta all'Arlecchino, e poi anche là sarà da fare un pezzettino di salita. Pensavo io di aver finito di salire. Seconda parte inizia prima tutto sottobosco in mezzo agli alberi, terra, radici, poi pian piano si scava sempre di più e diventa sempre più incazzato fino a quasi arrivare a fondovalle dove molla un po'. Foglie che nascondono le insidie. Che figo, eh? Ok, qua sono cazzi che è ripidissimo, ovviamente dal video non sembrerà. Usiamo la sponda, possiamo iniziare a mollare. Bello. Adesso inizia il casino. Ho già cambiato terreno. Porca merda. Forse si è scavato così tanto che si riesce a passare lì. Affanculo, saltiamo sto pezzetto del cazzo. Purtroppo ci sono 2 o 3 punti veramente distrutti. Fattibili, se bravi, ma
ma che qua non è che sia il flow di Paganella. Molla. Un po' di jolly qua. Ok, siamo quasi verso la fine. Canaloni. E qua ci sono 2 linee da anticipare, solo che non mi ricordo dove. No. Yes. Ok. Linee alternative. Bello, bello. Galleggiare. Che stretto. Giù di qua. Forse adesso arrivati. Che bomba, che bomba. Bene ragazzi, tornati sull'Alpe Adria, direzione Camporosso, da dove siamo partiti. Che dire, secondo me se qualcuno riuscisse a fare un filo di manutenzione all'ultima parte, mani basse, il trail più bello che abbiamo in Friuli. Trail naturale, bellissimo, ha tutto quello che serve per essere uno dei migliori trail che abbiamo. Lunghezza, vista, passaggio nel bosco, terreno incredibile, bellissimo. Boh, insomma, a me piace. Se siete arrivati fin qua, spero che voglia dire che il video vi è piaciuto. Magari lasciatemi un like, un commento. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale e io proverò a portarvi sempre più contenuti come questo o simili. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.